coppia di ex coniugi rapinata nella villa di lei, l'ex marito era andato a trovarla, i due sono stati picchiati e legati, è accaduto la scorsa notte a Campodoro nel Padovano. È stato convalidato l'arresto delle due donne accusate di aver ucciso il 57enne Paolo Vai a Vittorio Veneto, mercoledì verrà eseguita l'autopsia. Continua la strage sulle strade del Veneto, altre 3 vittime a Nervesa, van contro un albero, morti 2 cittadini cinesi, a Rubano muore motociclista 53enne, grave la compagna. Autonomia dopo la risposta dei governatori al Premier, domani nuovo vertice, Zaia ribadisce non firmiamo accordi farsa, Confindustria, equità e solidarietà nazionale. Fiamme delose ad una cabina elettrica a Firenze, traffico ferroviario in tilt in tutta Italia, pesanti disagi e ritardi anche in Veneto. È collassato a terra mentre lavorava in un cantiere stradale a Pozzonovo nel Padovano, operaio morto, 67 anni, a stroncarlo forse il caldo di queste ore. Disegnano con il gesso un cuore sul muro di una chiesa di Vicenza, sorpresi dalla polizia, 2 fidanzati dovranno pagare una multa di 500 euro. Ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3. In primo piano la cronaca, sono entrati in casa con i volti incappucciati dopo aver picchiato un 71enne, legati lui e la ex moglie. I 4 banditi hanno messo a soqquadro l'abitazione alla ricerca della cassaforte. Terrore nel Padovano, sentiamo. 1.000 euro in contanti è il bottino di 2 ore di terrore per un uomo e la sua ex moglie che vivono a Campodoro. Mancavano pochi minuti alla mezzanotte quando l'uomo, 71 anni, si è presentato, come fa di solito, in casa della ex, con cui sono in ottimi rapporti. I malviventi erano già lì, come ha raccontato lui stesso al sindaco del paese, Gianfranco Vezzaro. Lui è arrivato e stavano armeggiando sull'ingresso principale dell'abitazione. Lui ha smontato la macchina con l'istinto chiaramente di mandarli via, di farli impaurire, insomma, di creare insomma, una situazione, non dico di scontro, ma e invece si è trovato 2 di questi malviventi addosso che lo hanno assalito e gli hanno tirato 2 pugni in faccia. E quindi lui è rimasto un pochettino così, però mi ha detto che si è anche difeso. Erano incappucciati e molto decisi, un comando quasi militare, uomini dell'Est. Il 71enne e l'ex moglie sono stati legati mentre i 4 si muovevano con decisione in casa con un unico obiettivo: trovare la cassaforte. Lunghi minuti di paura, finché recuperati 1.000 euro che aveva l'uomo con sé, i 4 si sono dileguati usando le comode vie di fuga del paese, segnato da provinciali e dal vicino casello della 4. Sono state le stesse vittime, dopo essere riuscite a liberarsi, a lanciare l'allarme. Sulla rapina stanno indagando i carabinieri che hanno sentito la coppia e stanno passando al setaccio le immagini delle telecamere di videosorveglianza del comune. A Campodoro, parola di sindaco, i residenti sono preoccupati. Noi siamo preoccupati di questo fatto, è un fatto grave, un fatto di violenza. Noi stiamo cercando, naturalmente, ci siamo insediati da poco, ma stiamo cercando di aumentare la sicurezza. E quindi stiamo allestendo anche, cercando di allestire delle situazioni in giro per il territorio di controllo del vicinato. Ed ora a Vittorio Veneto è stato convalidato l'arresto delle 2 donne accusate di aver ucciso il 57enne Paolo Vai. Mercoledì intanto verrà eseguita l'autopsia. Avvocato, mi scusi, ma rispetto alla presunta aggressione, come si sono difese le donne? Allora, su questa cosa non posso rispondere. Entrambe sono state portate al pronto soccorso perché avevano riportato delle lesioni nella colluttazione, erano sotto farmaco, sotto antidolorifici, e quindi hanno rilasciato delle dichiarazioni che in realtà poi adesso andranno valutate e sono in ogni caso poi da confermare o smentire nella prosecuzione del processo. Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere Patrizia Armellin e Angelica Cormani, le 2 donne accusate di aver ucciso Paolo Vai nella sua abitazione di Vittorio Veneto. Ascoltate dal pubblico ministero della Procura della Repubblica di Treviso, la dottoressa Piera De Stefani, hanno fatto scena muta. In attesa dell'autopsia prevista per mercoledì prossimo, la compagna del 57enne e l'amica resteranno in carcere.
I legali hanno chiesto intanto la revoca della custodia cautelare. In subordine è una misura meno afflittiva rispetto al carcere. Dobbiamo avere il tempo anche di reperire la documentazione che attesti, almeno per quel che riguarda l'Armelin, delle condizioni di salute che potrebbero giustificare una misura diversa rispetto al carcere. Resta da chiarire il movente che ha portato al tragico epilogo. Angelica Cormari, stando alle prime ricostruzioni, avrebbe ammesso di essere stata lei a colpire alla testa Paolo con il bastone di legno al culmine di una lite. L'uomo era ubriaco e avrebbe cominciato a discutere con Patrizia per poi aggredirla. Si scava anche nel passato dei tre che vivevano sotto lo stesso tetto. Le due si sarebbero conosciute su Facebook per poi trasferirsi 6 mesi fa a Vittorio Veneto, dove poi sarebbe cominciata un'amicizia stretta, tanto da chiamare la compagna della vittima mamma. Dunque restano avvolti da numerosi misteri l'omicidio di Paolo Vai, dalla natura economica, per una rendita che aveva ereditato dalla famiglia, o forse da una reazione spropositata dell'uomo che avrebbe spinto le donne a difendersi dall'aggressione. Ultima ipotesi a cui non crede il magistrato per le modalità usate per uccidere l'uomo, colpito con un bastone e soffocato con un cuscino fino a farlo morire. Aggressione tra donne medico, una è chirurgo, l'altra guardia medica. Sentite che cosa è successo a Padova. La telefonata era arrivata alla guardia medica in serata. I familiari di una donna, chirurgo, chiedevano l'aiuto dei sanitari per calmare la loro cara che stava dando in escandescenze. Ed ecco quanto accade, secondo la denuncia del segretario regionale dei medici di medicina generale. Durante questa visita il paziente medico, un po' molto alterato, senza nessun motivo, picchia il collega che era stato chiamato dai parenti per cercare, di riportare la sua situazione di agitazione psicomotoria ad una situazione di normalità. Non era sola la donna, con lei una collega e poi anche i sanitari del 118 e la polizia arrivati in un secondo momento. Nessuna denuncia da parte della dottoressa, che per ora non se la sente, ma una mail all'ULSS 6 da cui dipende il servizio. Dopo una decina di giorni la risposta. L'ufficio legale in modo molto burocratico risponde che per motivi contrattuali l'azienda non può supportare legalmente la collega nella sua richiesta di essere tutelata. Si è sentita sola questo medico, racconta Domenico Crisarà, che venerdì ha informato dell'accaduto anche il direttore generale dell'ULSS 6, Domenico Scibetta, che, come scrive in un comunicato stampa, si rende disponibile ad attuare tutte le azioni di sua competenza qualora l'interessata volesse sporgere denuncia, ribadendo come ogni molestia o violenza sia inaccettabile nei luoghi di lavoro. Dai medici la richiesta è precisa. Noi vogliamo che i medici di guardia medica, che ricordo ogni notte sono in servizio in 28 per una ASL di 1 milione di abitanti, noi vorremmo che questa gente che gira di notte, che sono per la stragrande maggioranza donne, siano certe, non che non gli succede niente perché fa parte dei rischi del lavoro, ma se in caso che succeda qualcosa di avere a fianco le istituzioni. Ancora sangue sulle strade del Veneto, è stato un weekend davvero tragico quello appena trascorso. A Rubano ha perso la vita un motociclista 53enne, grave la compagna, e a Nervesa della Battaglia nel Trevigiano sono morti 2 cittadini cinesi, un altro è in gravi condizioni. Sentiamo. 2 cittadini cinesi residenti a Verona morti, uno ferito gravemente e l'altro operato per le fratture riportate. È il bilancio gravissimo di un incidente la cui dinamica è tutta da chiarire, quello accaduto verso le 4 del mattino sulla Ponte Bana al confine tra Bidasio di Nervesa e Ponte della Priula. A uscire di strada il furgone a bordo del quale viaggiavano i 4 asiatici, che si è schiantato violentemente contro un platano. Poco prima avrebbe tamponato l'Alfa Romeo di un 47enne di paese che stava recandosi al lavoro a Pieve di Soligo. Così almeno ha raccontato ai carabinieri l'automobilista, che ha riferito di non essersi fermato subito ma di averlo fatto
200-300 metri più in là, di essere tornato indietro e di aver scoperto solo a quel punto che il furgone era finito contro l'albero. Una versione tutta da accertare, tanto che l'autorità giudiziaria ha posto sotto sequestro entrambi i mezzi. 2 degli occupanti del Mercedes Viano, che provenivano da Milano, sono morti poco dopo l'arrivo in pronto soccorso. Si tratta di un uomo, Wang Mei-yong, che avrebbe compiuto 46 anni giovedì prossimo, e della moglie Yu Xiaoyun, 45 anni. Un connazionale loro parente di 30 anni è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Treviso. Un 27enne trasportato a Conegliano è stato operato per la riduzione di fratture multiple. Del caso si sta occupando il nucleo radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Montebelluna. La Procura della Repubblica di Treviso aprirà un'inchiesta per appurare eventuali responsabilità. L'autonomia ora, dopo la risposta dei governatori alla lettera del Premier, domani nuovo vertice. Zaia ribadisce: non firmiamo accordi farsa. Intanto sul tema interviene anche il presidente di Confindustria Nazionale Boccia, che invoca equità e solidarietà nazionale. Ci saranno ancora alcuni vertice ristretto tra il Premier Giuseppe Conte e i ministri domani sull'autonomia. L'iter riprende dopo uno scambio duro tra il Presidente del Consiglio e i governatori di Veneto e Lombardia, che al messaggio di Conte agli italiani del Nord, con cui ha voluto spiegare timori e riluttanze del governo, hanno risposto con una lettera aperta in cui si chiede un'autonomia vera, non un pannicello caldo. Non ci stiamo a essere presi in giro, scrivono Luca Zaia e Attilio Fontana. Se si continua con una farsa, come accaduto finora, non firmeremo nulla, parole che Zaia ribadisce anche oggi. Il mio auspicio è che il governo da subito dia vita alla sua proposta di autonomia in maniera tale che si possa confrontarla con la nostra, e se ci sarà un punto di incontro la firmeremo. Se sarà una farsa, se sarà una finta autonomia, decisamente non possiamo firmarla, anche perché saremo irrispettosi nei confronti dei nostri cittadini e non rispettiamo comunque la Costituzione. Nel governo esponenti come il ministro dei beni culturali Alberto Bonisoli si dicono ottimisti sul fatto che domani si troverà una sintesi, ma in giornata nel dibattito sull'autonomia entra il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, secondo cui l'autonomia differenziata può portare efficienza e competitività, ma va assicurata allo Stato la regia su materie fondamentali per l'economia nazionale come energia e infrastrutture. Dovrà esserci efficienza, ma anche solidarietà mediante la conferma dei meccanismi di perequazione tra le diverse aree del Paese, si spinge a dire Boccia. I governatori chiariscono di voler solamente cercare di rendere più semplice la vita di chi vive nelle regioni che chiedono l'autonomia. Noi abbiamo fatto un progetto serio, validato a livello scientifico, non vogliamo la secessione dei ricchi, non possiamo accettare che si dica che vogliamo creare un paese di serie A e di serie B, e vogliamo solo l'efficienza, la responsabilità e la modernità di questo paese. Ancora cronaca, multa salata per 2 giovani vicentini sorpresi ad imbrattare con un cuore gli esterni di una chiesa. Siamo a Vicenza, siamo in pieno centro storico, siamo davanti alla chiesa di Santo Stefano, che è una chiesa bellissima, guardate, e sentite cosa hanno pensato di fare 2 giovanissimi. Cuore fa rima con fiore e certamente con amore, ma fa rima anche con 500 euro di multa se ti pescano a disegnare cuori e fiori sul muro di una delle più belle chiese del centro storico di Vicenza. Ne sanno qualcosa un 28enne residente in città e la sua giovane amica australiana, che sono stati pescati a imbrattare la facciata dell'edificio sacro che sorge a 2 passi dalla Basilica Palladiana. La coppia, intenta a vergare disegni sulla parete di Santo Stefano e sul marciapiede antistante, è stata notata da un cittadino che ha immediatamente chiamato i vigili. La polizia locale è accorsa sul posto, trovando i colombini che ancora tubavano con i gessetti in mano. Per i 2 è subito scattata una sanzione di 500 euro per aver violato l'articolo 16 del regolamento di polizia urbana, che vieta qualsiasi tipo di disegno non autorizzato su monumenti ed edifici pubblici o privati, e poco importa che i disegni fossero o meno di pregevole fattura o che avessero un valore emotivo di altissimo livello. Gli agenti infatti hanno impartito l'ordine di ripulire immediatamente l'area. Per fortuna i giovani stavano usando gessetti colorati facilmente lavabili, così la ragazza si è attrezzata con acqua e sapone e ha eliminato ogni traccia. Per i 500 euro di multa però non basterà un colpo di spugna. Sexy ricatto a Montebelluna, dove un 49enne è arrivato a dover cedere il proprio bar per soddisfare le richieste di denaro di una ragazza. Sentiamo. Scambio di foto sexy via chat con una presunta minorenne. Un barista di 49 anni di Montebelluna, minacciato di venire denunciato, è arrivato a dover cedere la sua attività per pagare le pressanti richieste di denaro
arrivate da una giovane donna ligure. Solo quando si è rivolto ai carabinieri ha scoperto che a compiere l'estorsione erano stati una 25enne di Ventimiglia e il compagno di 36 anni, entrambi finiti ora agli arresti domiciliari. I primi approcci risalgono agli inizi del 2016. Il barista e la ragazza si erano scambiati foto intime e a sfondo sessuale, finché lei ha raccontato di essere minorenne e gli ha chiesto i primi 6.000 euro per non denunciarlo. Un'altra donna, sempre conosciuta sui social, gli ha a quel punto suggerito di affidarsi a un hacker per far sparire il materiale compromettente dai computer, ma alla fine si è scoperto che l'autrice era sempre la stessa e il finto hacker il compagno. Quest'ultimo si è poi fatto passare per un agente della polizia postale che minacciava a sua volta di rendere pubblica la vicenda. In totale il Montebellunese ha versato alla coppia 25.000 euro, tanto da dover vendere il bar. I carabinieri sono risaliti in questi giorni alla coppia di pregiudicati. Su richiesta della procura, il GIP di Treviso ha emesso nei confronti dei due un'ordinanza di misura cautelare per estorsione in concorso. Fiamme dolose ad una cabina elettrica dell'alta velocità a Firenze, traffico ferroviario in tilt in tutta Italia, pesantissimi disagi anche in Veneto. La situazione a Venezia nel prossimo servizio. Disagi anche a Venezia, alla stazione ferroviaria della Terraferma per l'atto doloso, sembra di natura anarchica, che si è registrato ieri sera alla stazione di Firenze, con il risultato che se molti treni sono stati cancellati, altrettanti, e non soltanto della linea veloce, subiscono e hanno subito un ritardo fino a 5 ore. Caos treni a Venezia, che ha visti bloccati i residenti, turisti, esaminandi e pendolari fino a oltre 280 minuti, per alcuni fortunati dei quali, laddove previsti da Trenitalia, si è potuto prendere bus suppletivi. Disagi con il ritardo di oltre 3 ore stamattina anche per il treno tanto atteso a Venezia per il trasferimento di alcuni detenuti in arrivo dal centro-sud. Caos treni dovuto a un paio di cabine elettriche dell'alta velocità andate in fiamme dopo essersi surriscaldate, sembra, per dei mozziconi di sigaretta gettati in 3 punti diversi della linea direttissima Roma-Firenze a Rovezzano in Toscana. Anche a Venezia disagi per i cancellati 42 treni dell'alta velocità sia di Trenitalia sia di Italo, con quest'ultimo che ha annunciato rimborserà o modificherà i biglietti dei viaggiatori che resteranno bloccati nel caos fino a mercoledì prossimo 24, giorno previsto di sciopero, fino alle ore 23. Trenitalia rimborserà totalmente i biglietti ai viaggiatori con più di 3 ore di ritardo. Da 60 a 120 minuti e da 120 a 180 minuti rimborserà rispettivamente il 25 e il 50% del biglietto. Tra le piste seguite dalla polizia, che lascia aperte anche altre ipotesi, è che l'attentato abbia qualche collegamento con il processo a Firenze contro 28 giovani anarchici rinviati a giudizio per vari episodi. Il più grave è lo scoppio di un ordigno artigianale messo la notte di Capodanno 2017 ad una libreria considerata vicina a Casa Pound, nel quale rimase ferito un artificiere della polizia. Sarà da vedere ora se si riuscirà a capire quali sono questi anarchici che sembra abbiano voluto bloccare tutta l'Italia da nord a sud lungo la tratta ferroviaria. Dramma sul lavoro a Pozzonuovo nel Padovano, erano circa le 11 di stamattina quando Ferruccio Cillo, stradino del comune, è collassato a terra ed è morto mentre con un furgone stava raccogliendo cartelli stradali relativi ad un cantiere. Secondo le testimonianze l'uomo, colpito da un malore, sarebbe crollato a terra senza più riprendersi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e lo Spisal. A chiarire i motivi di una morte così improvvisa sarà l'autopsia, anche se le alte temperature di oggi potrebbero essere tra le concause. L'uomo aveva 67 anni e viveva a Pozzonuovo. È dunque arrivata questa nuova settimana bollente con temperature che, annuncia l'ARPAV, saranno nettamente superiori di 5-7 gradi anche alle medie del periodo, con notti tropicali. Vediamo i vicentini nel prossimo servizio come cercheranno di sfuggire a questa nuova ondata di calore.
giornate sahariane e notti tropicali anche a Vicenza e provincia grazie all'arrivo dell'ultima ondata di calore di luglio, con massime che hanno sfiorato i 35 gradi un po' ovunque e minime notturne che difficilmente scenderanno sotto i 20 gradi per tutta la settimana. L'ARPAV conferma che stiamo vivendo una parentesi con temperature superiori di 7 gradi alla media del periodo, ma il peggio deve ancora venire. I 38 gradi arriveranno, secondo gli addetti ai lavori, per la metà della settimana e le minime notturne potrebbero assestarsi attorno ai 25 gradi. Un incubo di caldo e afa, insomma, che andrà a braccetto con il peggioramento delle concentrazioni di ozono. Chi può fugge verso il mare o i monti, chi non può se ne rimane in città a cercare una soluzione per sconfiggere la calura. Cosa facciamo per questo caldo che arriva questa settimana? Bisogna non agitarsi e secondo me far finta di niente, esatto, perché se uno ci pensa, esatto, e praticamente allora lo sente di più. È una cosa impossibile da resistere al caldo, bisogna inventarsi qualcosa, magari anche una piscina in piazza. Io darei un consiglio a tutte le persone della mia età, penso poco, di starsene a casa ben tranquilli e di uscire una sera e il mattino presto a farsi la passeggiata, è l'unica cosa che si può fare. Purtroppo, siccome non abbiamo ancora le ferie, si va al lavoro normalmente e quindi la mattina e il pomeriggio 2 volte al giorno si viene in centro e si lavora purtroppo per adesso. Ma si potrebbe andare al mare se chi può, chi non sta lavorando, qui in piscina oppure nei prati dove c'è un po' d'ombra. Moriamo di caldo, niente, l'unica sarebbe scappare in montagna, ma avendo la possibilità. Non lo so, io sono della Russia, la meno 30 è proprio per morire. Ed ora ci fermiamo per la pubblicità, tra poco restate con noi. Domenica. Ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei TG di Antenna 3. Dopo Eraclea ora le infiltrazioni mafiose sono anche a Jesolo, la politica chiede chiarezza. Sentiamo. Vogliamo chiarezza. Questo quanto chiede il mondo politico a partire dal deputato veneziano Nicola Pellicani dopo la notizia del sequestro del Golf Club di Jesolo su provvedimento della Direzione Distrettuale Antimafia di Torino per l'ingresso dell''ndrangheta nella società di gestione. In tutto il litorale c'è un interesse ovvio della criminalità organizzata in quanto presenze ne erano già state registrate a Caorle ad esempio dell''ndrangheta oltre appunto che i Casalesi e Eraclea. Ora questo nuovo faro che c'è acceso su Jesolo è molto preoccupante perché Jesolo è il centro di tanti affari, tanti interessi economici, iniziativa immobiliare e nei servizi. È chiaro che ci fosse anche lì l'interesse della malavita organizzata, della criminalità organizzata. In questo senso io credo che la missione dell'antimafia la settimana scorsa in Veneto sia stata molto importante perché ha messo al centro dell'attenzione nazionale la questione della criminalità organizzata in Veneto. Non dimentichiamo che oltre alla provincia di Venezia, in particolare la provincia di Verona e di Padova, anche sono interessate da questo fenomeno. L'indagine è scattata lo scorso marzo, a un mese di distanza dal terremoto giudiziario che ha investito il comune di Eraclea, con l'arresto dell'ex sindaco Mirko Mestre e altre 49 persone. In manette anche l'amministratore unico della New Golf One con sede a Genova ed è fra le 17 persone arrestate appunto lo scorso marzo nell'ambito dell'operazione Carminus. Parallelamente per la struttura iesolana è scattato il sequestro, una notizia rimasta nel silenzio per 4 mesi. A chiedere trasparenza dunque anche il vicegovernatore veneto Forcolin e il sindaco di Jesolo Zoggia, che si è detto sorpreso da questo provvedimento. Adesso bisognerà intervenire e approfondire soprattutto la presenza sul litorale veneziano, e quindi da Eraclea a Caorle a Jesolo, ma io credo anche oltre regione, penso ad esempio a Lignano, e in questo senso ho chiesto e solleciterò nuovamente un'audizione del procuratore capo Carlo Mastelloni, che oltre a essere competente su Caorle ovviamente competente anche su Lignano. E siamo al termine di questa edizione, vi ricordo gli appuntamenti con la nostra prima serata dopo i TG, 20:10 si parlerà di autonomia, ospiti Sara Moretto del PD e Alberto Villanova della Lega, e poi dalle 21:15 come ogni lunedì torna Ring, la nostra prima serata dedicata all'attualità politica, dalle 21:15 in diretta in studio con Ferdinando Avarino, ci saranno Roberto Marcato della Lega, Jacopo Berti del Movimento
Movimento 5 Stelle, Nicola Talmi della CGIL e Settimo Gottardo, ex sindaco di Padova. È tutto dunque, grazie per essere stati con noi. In chiusura, come sempre, le previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci. No, deve esserci qualche problema, dovremo vedere il meteo. Benvenuti al meteo. L'alta pressione nordafricana punta all'Italia, sulle nostre regioni tempo stabile e in settimana le temperature aumenteranno costantemente. Vediamo il dettaglio di martedì 23 luglio. Sul Veneto sarà una giornata all'insegna del bel tempo, con ampio soleggiamento ovunque. Il cielo sarà sereno, al massimo poco nuvoloso. Non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Temperature minime tra 19 e 24 gradi, massime roventi tra 31 e 36 gradi, addirittura picchi di 37 gradi a Rovigo. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui avremo una giornata soleggiata su tutti i settori, il cielo si presenterà sereno e sgombro da nubi pressoché su tutti i settori, come ci mostra la nostra grafica. Temperature minime tra 21 e 25 gradi, massime in deciso aumento, comprese invece tra 31 e 35 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, dove il tempo sarà asciutto e stabile ovunque. Anche in questo caso le piogge saranno assenti e il sole dominerà la nostra regione. Temperature minime tra 20 e 21 gradi, massime molto calde sui 36 gradi circa. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.